In questa regione si sta discutendo anche oggi chi riceve e chi non riceve. Di che cosa stiamo parlando? No, in questa sede non stiamo discutendo chi riceve. Sono colleghi delle province che dicono che non li vogliono ricevere. Di che cosa stiamo parlando? Discussione accesa alla riunione indetta dalla prefettura col presidente della provincia e i sindaci che dovranno accogliere i profughi. A Pierantonio Tomasi, sindaco di Marcon, che esprime a voce alta le sue perplessità, replica Francesca Zaccariotto facendo riferimento al fatto che si è in emergenza e al conto di un profugo ogni 2000 abitanti. Questo per aiutarci a gestire quello che oggi quotidianamente dobbiamo gestire. Rispetto a una domanda, scusa sindaco, che nessuno ci aiuta. Se no si chiamerebbe emergenza. Claudio Orazio, sindaco del Cavarino che già ospita 71 profughi in una struttura della diocesi di Vicenza, rifiuta il concetto di emergenza. A certo punto, che dovessero arrivare altri 300 profughi, si sapeva da mercoledì della settimana scorsa. I sindaci della provincia di Venezia sono disponibili ad accogliere i profughi, chiedono però di avere per tempo le notizie degli arrivi e soprattutto che nessuno possa tirarsi indietro, e in riferimento alla provincia di Treviso. Il sindaco di Jesolo, dove ci sono già 63 profughi contro i 13 che dovrebbero esserci, chiede regole uguali per tutti. Il fatto che qualcuno si chiami fuori, insomma, mi pare una soluzione troppo facile in un momento come questo, che rischia così di mettere in difficoltà anche quelli che invece hanno voglia di dare una mano. A Venezia ci sono 23 profughi ospitati dalla Caritas, il comune ha dato disponibilità per altri 32, ma si dovrebbe ospitarne 135, si farà uno sforzo per arrivare a questa cifra, ma ad un patto. Nessuno può tirarsi indietro, insomma, siccome ho sentito invece qualche altro sindaco che ha detto che nel suo territorio mai, io spero che ci siano poi coerenze da questo punto di vista, perché tutti i territori effettivamente vengano chiamati ad assumersi una responsabilità rispetto a questo tema. Il giudizio più duro sull'atteggiamento del governo viene dal sindaco PDLino di Scorzè. Ho anziani cittadini nostri che dobbiamo alle quali dare risposta, e trovo vergognoso che ci diano invece dei soldi per queste situazioni qui. È una cosa che veramente amareggia, e soprattutto amareggia che questo fatto sia fatto oggi da questo governo e che è il mio governo.